Gara interessante quella dei 400 stile libero con Francesco Peron subito all'attacco. Tattica senza indugi per lui, 26,79, 27,27 per Giovanni Coan, 27,74 Riccardo Cervi. Francesco Peron, atleta che sa ben gestire le gare da mezzo fondo, 200 e 400 stile libero, è stato in carriera campione italiano giovanile dei 200 stile nel 2010, nel 2013 argento nei 200, bronzo nei 1500 e argento nei 400 stile libero. In quell'occasione aveva nuotato 3,52,28, 56,47 per Peron, Coan a 24 centesimi, 56,71, Cervi 57,45. Francesco Peron ha indossato i colori della nazionale giovanile già in due occasioni, Coppa Komen 2012, oro con la staffetta azzurra 4x2, due volte bronzo, 200 e 400 stile libero, e agli Europei Juniores del 2013 quinto posto con la 4x200 azzurra. Invariate le posizioni ai 150 metri, Peron, Coan, Cervi nell'ordine. Attenzione a Coan, campione italiano giovanile dei 1500 stile libero, potrebbe cambiare passo dopo la virata di metà gara, deve cercare sicurezza nella prima parte di gara. Francesco Peron, una lunghezza per lui di vantaggio, Peron 1,56,27, 1,57,96 per Coan, 1,58,18, ancora Cervi in terza posizione con Gazzola che si fa vivo dalla sesta corsia. Il campione italiano giovanile del dorso Gianluca Gazzola nuota in sesta corsia, ottimo stile liberista, sempre a medaglia anche nelle specialità dello stile libero. Crolla Coan, c'è l'attacco di Gazzola, cambia tutto ai 250 con Peron davanti, Cervi in seconda posizione, Gazzola in terza e Coan che sta facendo davvero fatica, ha bruciato le energie nella prima parte di gara per cercare di stare al fianco di Peron che ormai se ne va via ai 300 metri, prenota la vittoria di questi 400 stile libero, è l'attacco anche al primato del meeting. Gara in totale progressione per Francesco Peron che passa con un intermedio al di sotto dei 60 secondi, 2,55,95 Peron, poi Gazzola 2,59,61, Cervi 2,59,76. Tre vasche al termine con Peron davanti, aperta la sfida per l'argento e il bronzo dei 400 stile libero. Ricordiamo che in lotta anche la combinata che comprende 50, 100, 200 e 400 stile libero per il premio finale. Peron davanti, Gazzola che sembra prendere ancora qualche centimetro di vantaggio su Cervi per la medaglia d'argento, Cervi che reagisce ai 350. Tutti gli occhi sono puntati su Francesco Peron, ormai davanti, è al di sotto del passo del primato della manifestazione, abbondantemente al di sotto, 3,54,27 per i portacolori del Plenty in Veneto. Gazzola è secondo, 3,59,76, Cervi terzo, 4,00,76. è triplette Plenty in Veneto, vittoria e nuovo primato del meeting Francesco Peron.